Rieccoci insieme cari telespettatori, sempre in collaborazione con l'FNP CISL, pensionati della CISL. Allora, abbiamo il piacere di avere in studio Sergio Furlanetto, segretario regionale FNP del Veneto, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti. E siamo collegati con il senatore Giorgio Santini, presidente Associazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile, nonché è stato componente della Commissione Bilancio al Senato, ex sindacalista con posizione al vertice della CISL, con cui continua a collaborare. Ben arrivato, senatore. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Perfetto, allora con voi che avete una grande competenza, chi in un ramo nell'altro, quindi vi integrate, cercheremo di spiegare ai nostri telespettatori il non facile argomento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che dà delle grossissime opportunità, per cui il Covid, non tutti i mali, tra virgolette, vengono per nuocere, qualcosa ci dovrebbe lasciare in eredità. Sostanzialmente dei soldi, dei quattrini che possono essere impiegati e speriamo vengano impiegati nel migliore dei modi per un miglioramento generale del contesto sociale, economico in cui viviamo, e una parte rilevante dovrebbe riguardare anche per gli anziani. Vediamo un po' di spiegare questi 221,1 miliardi del PNRR, di cui 87,4 andranno agli enti locali con progetti di inclusione sociale, come possono essere utilizzati, che prospettive ci sono. Senatore, chiedo di incominciare a lei, gentilmente. Sì, grazie anche dell'invito. Questo intanto è un fatto veramente innovativo nella scena europea, cioè che di fronte a un problema molto forte che ha colpito pesantemente, insomma, tutti i paesi, con un numero impressionante di morti e anche con un periodo molto lungo in cui il problema nei fatti è ancora aperto, anche se in via di superamento, c'è stata per la prima volta una reazione positiva, diciamo, in senso solidale dell'Europa verso tutti i paesi, con la nascita di questo fondo chiamato in modo significativo Next Generation, cioè che guarda anche al futuro, non solo ai problemi presenti, e quindi per avere un futuro anche, non solo appunto una difficoltà presente, e che è costituito da emissioni che vengono fatte a livello dalla Banca Europea, e quindi diciamo in termini di solidarietà. Significa per i paesi avere una dote consistente di risorse per poter intervenire. Per fare che cosa? Ecco, per risolvere i due gravi problemi che la pandemia ha ingenerato. La prima, che ha sostanzialmente bloccato tutte le attività di sviluppo e produttive dei paesi e la vita comune, insomma, dei paesi. La seconda, che ha colpito in modo molto forte i soggetti più vulnerabili, più fragili, e in particolare, come sappiamo anche dalle statistiche, diciamo, molto tristi di quei giorni, di quei mesi, gli anziani. Senatore, interrompo un attimo. Lo troviamo nel nome, no? Nel nome, sì. Cioè è un fondo per la ripresa, quindi per risolvere il primo problema, cioè ridare sviluppo ai paesi, e la resilienza, che è un termine così un po' entrato un po' di moda, ma che va spiegato, che significa che la ripresa deve avere al suo interno delle modalità che permettono di resistere a futuri shock che potrebbero determinarsi. Quindi è più centrata sull'attenzione proprio alle fragilità che si sono manifestate con È un fondo per l'Italia di oltre 220 miliardi ed è articolato in 6 missioni, poi possiamo anche vederle, insieme, sì. Con molta, diciamo, attenzione proprio alla parte, un po' in tutte le missioni, alla parte che guarda al prossimo futuro, cioè a resistere agli shock. Chiaro, interrompo un secondo, senatore. Gli anziani è il primo problema su cui giustamente nel progetto si cerca di concentrarsi con delle misure anche specifiche che poi eventualmente magari vediamo. Solo una cosa, poi passo la parola al segretario Furlanetto. Tanti si pongono il problema, ma questi soldi andranno restituiti? Abbiamo presentato dei progetti che sono stati reputati interessanti, per cui quel che arriva ci resta. Ci spieghi questo nodo che desta alquante perplessità, spaventa anche non poco? Allora, si tratta di un fondo che una parte sono finanziamenti a fondo perduto, però condizionati, come vedremo da alcune procedure da rispettare,
e una parte invece sono prestiti che andranno restituiti a lungo termine e a condizioni molto, molto favorevoli. Grosso modo si equivalgono, sono un po' di più quelli in prestito di quelli a fondo perduto. È molto importante il fatto che sono condizionati, questo è proprio il punto su cui anche concentrare la nostra attenzione, non vengono dati a prescindere, sono condizionati a realizzare quelle riforme che permettano appunto di superare le criticità che si sono manifestate nel passato. E quindi se i paesi non attuano alcune riforme abbastanza immediate, diciamo nei prossimi mesi, rischiano di perdere poi anche sia i contributi a fondo perduto sia quelli a prestito molto agevolato. Devo dire che l'Italia, almeno finora, ha rispettato queste condizioni, quindi ha già avuto una prima tranche di risorse, circa 25 miliardi, e se realizza entro il 31 dicembre alcune riforme importanti, tra cui anche la semplificazione per esempio della pubblica amministrazione, la riforma fiscale e altre modalità che vengono previste, potrà avere anche le altre, diciamo, regolarmente le altre tranche per far fronte a questi programmi. L'Italia comunque ha gestito, a nostro avviso, bene questa fase, diciamo, preparatoria e anche la prima fase adesso di gestione. Perfetto. Segretario, chiedo a lei, entrano in gioco anche gli enti locali e qui c'è il ruolo del sindacato e anche del sindacato dei pensionati nella contrattazione, nel rapporto che avete con gli enti. Perché? In che termini? Beh, intanto preciso che la contrattazione nel territorio con gli enti locali, le ULSS, le province, i consorzi e la regione non sono di diretta competenza del sindacato dei pensionati, ma è della Confederazione. Però essendo noi come pensionati portatori di determinati interessi e che rappresentiamo a livello di organizzazione il grosso della fetta degli associati e anche dei problemi che ci sono nel territorio, siamo, diciamo, il partner principale della Confederazione in questa trattativa. Le trattative fatte a livello territoriale non è che li inventiamo adesso con il PNRR, adesso dovremmo fare un salto di qualità nella contrattazione rispetto ai nuovi temi. Ma la contrattazione sociale nel territorio come sindacato l'avevamo già attivata anche negli anni passati, fino dal 2013. Certo, comunque qui c'è la cosa interessante che agli enti locali, regioni, province e comuni dovrebbero arrivare a 87,4 miliardi, di cui il 40% andrà al sud, però insomma arrivano dei finanziamenti importanti. Sì, quindi tolti quelli del sud, il centro-nord vuol dire che saranno 55-57 miliardi. Vediamo la prima slide che così ci supporta anche quanto stiamo spiegando per capire il problema sarà prima di tutto che gli enti locali, le province, le regioni presentino dei progetti credibili e fattibili. E poi sarebbe il caso, so che qualche comune lo sta facendo, ci sono dei comuni che si sono già unificati, no? Che hanno fatto un comune unico mettendone assieme 2, 3, 4 delle vecchie entità comunali. Altri comuni che si stanno un po' consorziando in vista della gestione di questi soldi qua. Infatti noi dal punto di vista organizzativo istituzionale siamo un po' presi male, nel senso che abbiamo comuni da 30, 80, 100, 120 abitanti, dove vanno questi qua? E quindi devono per forza creare dei consorzi di comuni e fare progetti comuni, perché sicuramente gran parte dei progetti saranno intercomunali, perché quando andiamo a parlare di mobilità, trasporti pubblici, andiamo a parlare di piste ciclabili, tanto per parlare di queste, ma poi per parlare anche di sanità, case di riposo che fanno riferimento a un insieme di comuni,
dal punto di vista delle USL, che con i loro distretti sociosanitari, in genere sono 3 o 4 per provincia, quindi hanno un bacino di diversi comuni. Bisogna che qualcosa si muova. E quindi devono i comuni muoversi in questo senso qua. Ho già sentito nel Vicentino che si stanno muovendo per primi in questa direzione. Ci auguriamo che anche gli altri comuni nelle altre province, che ne parliamo, mamma mia. che anche se non a questo punto è tardi per dire facciamo l'unificazione dei comuni, ma che quantomeno si mettano insieme per presentare dei progetti credibili in maniera unitaria. Assolutamente, questo sì. Chiedo al senatore, entriamo un po' nel merito di questi finanziamenti, questi soldi come sono stati divisi, e quindi a supporto di quanto adesso lei ci racconta, la seconda slide, si parla di missione numero 1, digitalizzazione e transizione ecologica, la 1 e la 2, quindi vediamo insieme. Ci dica. Questo è un po' il cuore di quelle riforme di cui abbiamo parlato, no? La digitalizzazione è sostanzialmente già in atto da molto tempo ed è un problema fondamentale per rendere sia le aziende produttrici sia tutti i servizi pubblici e privati molto più efficienti rispetto ai cittadini, rispetto quindi anche alle diverse categorie che sono diciamo interessate. La digitalizzazione sarà sostanzialmente la nuova cifra dello sviluppo economico, cioè non ci sarà più una misurazione legata ai parametri che conosciamo. Siamo già in un nuovo mondo, insomma, anche sui sistemi di archiviazione, sui sistemi di trasferimento dei dati, sui sistemi di tutti che riguardano un po' tutti i cittadini, poi anche nei servizi più delicati. Proprio in questi giorni diventa obbligatorio il sistema di identità digitale e avremo nei prossimi tempi un percorso che sarà molto 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 rapido. E questa è una grandissima occasione per innovare il sistema e presenta però anche alcune incognite, e qui è importantissimo il ruolo della concertazione anche nel territorio, come diceva giustamente Furlanetto. Cioè abbiamo visto ad esempio lo scorso anno con la scuola che il tema digitale, la cosiddetta didattica a distanza DAD, può essere anche molto utile da un lato, ma anche un fattore di divisione. Cioè chi non ha per esempio i dispositivi, le famiglie che non hanno dispositivi, e la digitalizzazione può comportare anche una maggior disuguaglianza. Allora questo rischia di valere molto per tante categorie sociali che magari per tanti motivi non sono all'interno dei meccanismi di conoscenza di questi fatti. Allora un compito importante della concertazione a livello sociale, per esempio dei pensionati, della CIS, delle altre confederazioni, tutti quanti insieme, eccetera, è quella con gli enti locali, con le province, con le regioni, di favorire questa, diciamo, conoscenza, questo approccio ai servizi digitalizzati, perché un domani saranno una facilità maggiore, penso, non so, banalmente alle prenotazioni sanitarie, penso anche a tutte le necessità dei servizi che hanno le persone, e allora in questi mesi, in questi anni, mettere in campo strumenti che favoriscano questa conoscenza è molto importante, perché ci sia un effetto che positivo dai nuovi strumenti, ma venga invece limitato il rischio che sia un elemento che separa ancora di più, divide ancora di più le persone rispetto alle opportunità. Questo è un esempio sul quale riflettere, sul quale si può e si deve lavorare sia a livello ovviamente di sviluppo produttivo, di aziende, di attività, sia a livello di servizi della pubblica amministrazione. Perfetto, la riforma della pubblica amministrazione è una delle più importanti, anche proprio per avere condizione per avere i fondi, e quindi a maggior ragione bisogna che diventi veramente un'opportunità per tutti, a partire in questo caso dalle categorie più fragili. Passiamo subito alla missione numero 2, chiedo invece stavolta l'intervento del segretario. Rivoluzione verde, transizione ecologica, l'obiettivo complessivo, quindi come diceva anche il senatore prima, miglioramento della sostenibilità del sistema economico e produttivo. Per quel che riguarda gli anziani, che novità importanti ci possono essere?
Beh, diciamo che su questo tema gli anziani sono marginalmente coinvolti, no? E gli anziani sono più coinvolti nelle ultime due missioni. Però qui c'è il diritto allo spostamento. Che è sì, qui c'era quello che avevo già accennato prima, la questione della mobilità in pratica degli anziani. Il tema delle piste ciclabili, il tema dei trasporti pubblici, di tutto quello che può servire per una mobilità sicura e tranquilla sostanzialmente. Passiamo subito rapidamente, dopo ci soffermiamo sulle ultime due che sono rilevanti. Per la missione 3 e 4 invece infrastrutture per una mobilità sostenibile e istruzione e ricerca. Anche qui comunque ci sono 31,4 miliardi, di cui 4,5 agli enti locali. Chiedo a lei, senatore, l'intervento rapidamente su questo punto. Beh, qui c'è soprattutto un fortissimo intervento che riguarda i minori e quindi che riguarda le famiglie, diciamo, nei servizi, quindi molti asili nido, molte scuole materne, insomma la prima infanzia è quella, diciamo, più coinvolta, perché oggettivamente il nostro paese su questo tema è un po', diciamo, indietro rispetto ad altri paesi, e soprattutto questo diventa un fattore di forte, diciamo così, disuguaglianza tra uomini e donne, nel senso che, come sappiamo, se non ci sono questi servizi poi facilmente questo inibisce molto spesso, per esempio, il lavoro anche per quanto riguarda le donne all'interno delle nostre famiglie. Quindi questo è un punto davvero importante e riguarda molto anche, diciamo, la vivibilità delle nostre società, no? In cui ci sia la possibilità che un po' sia uomini e donne possano lavorare, ma ci siano anche servizi avanzati e positivi per i ragazzi, per i bambini, in questo caso da 0 a 3 anni, poi da 3 a 6 anni, poi nelle scuole. E naturalmente questo riguarda poi anche la qualità di queste strutture scolastiche. Chiaro. Che anch'esse saranno coinvolte, come dicevamo un attimo fa, a un forte processo di innovazione tecnologica che a sua volta ha bisogno di un sostegno proprio perché nessuno rimanga indietro rispetto a questi cambiamenti importanti. Quindi è un punto molto molto importante. D'altra parte abbiamo visto proprio in tutta la vicenda del Covid quanto è stato importante la scuola, in negativo purtroppo quando non c'è stata, e quanto può essere importante adesso come fattore di ripresa se si riesce a tornare, diciamo, alla normalità, ma facendo un salto in avanti proprio sul fatto di avere una scuola con strumenti più efficaci per una educazione e soprattutto diffusi per tutte le fasce d'età e in tutto il paese. Perfetto, rapidissimi, andiamo subito, segretario, per lei, missione numero 5, si parla di inclusione e coesione, 22,4 miliardi, di cui 20,5 agli enti locali. Vediamo anche qui la slide 4, eccola, cambiamo la slide numero 4, prego. Quando parliamo di inclusione parliamo sostanzialmente dei problemi sociali, i problemi cosiddetto degli ultimi nei comuni, i problemi delle famiglie che non arrivano a fine mese, il problema del lavoro che spesso manca oppure non c'è la professionalità per avere quel lavoro. Abbiamo il problema che riguarda le periferie, quindi la rigenerazione sociale dei comuni, soprattutto quelli magari di dimensioni medio-grandi, dove che se non si interviene creando una condizione sociale di aiuto, di assistenza alle fasce più deboli, si corre il rischio che la frustrazione della gente diventi poi invece rabbia e scontro sociale. Infatti, senatore, relativamente a questa missione, chiamiamola così, questo capitolo, insomma, cosa riguarda gli anziani che secondo lei è particolarmente degno di nota e può cambiare la situazione attuale? Potrebbe, diciamo così. Beh, riguarda due questioni che sono molto importanti. La prima è il rafforzamento dei servizi sociali per poter permettere una vita autonoma delle persone con disabilità o comunque che hanno problematiche di vulnerabilità, insomma di difficoltà. E qui torniamo al concetto anche dell'innovazione, perché si parla di dispositivi diciamo
che permettano la comunicazione, che permettano lo sviluppo di competenze digitali, rivolti proprio in termini sociali alle categorie più deboli. E poi molto importante, soprattutto nelle aree urbane, questo tema della rigenerazione urbana, cioè noi abbiamo, come sappiamo, insomma, in parte anche nelle nostre città che non sono grandissime ma hanno queste problematiche, molte aree delle nostre città che sono, come possiamo dire, un po' i margini, insomma, no? Un po' quartieri, un po' che hanno bisogno di rinnovamento, insomma, che hanno bisogno di soprattutto di riprendere una vivibilità dal punto di vista sociale, dal punto di vista della mobilità, dal punto di vista dei servizi, eccetera. Ecco, ci sono in questo ambito risorse proprio per la rigenerazione urbana, sono per i comuni solo sopra i 15.000 abitanti, perché ovviamente sono quelli che hanno un po' più di struttura, ma in questo caso vale quello che diceva prima giustamente Furlanetto, che i comuni saranno obbligati a mettersi assieme, quelli più piccoli, per cercare di utilizzare queste risorse in modo efficace. Ma questo è un punto molto importante per la qualità della convivenza sociale, riguarda molto anche gli anziani e dipende da come la città o il paese, insomma, sia vivibile e abbia le strutture che permettano appunto comunicazione, mobilità, socialità, anche assistenza, cioè tutto quello che permette cultura, tutto quello che permette una vera e propria rigenerazione della vita sociale. Per evitare o ritardare il più possibile l'istituzionalizzazione della persona che poi non è più autosufficiente. Certamente. Quindi questo vuol dire tenerla, che possa stare tranquillamente in modo libero e autonomo nella propria abitazione, però con un'assistenza adeguata, che questo è fondamentale, no? Assistenza adeguata che vedremo anche nella missione 6, che è quella proprio centrata sull'assistenza sia in casa propria, sia, ma soprattutto anche uno spirito collettivo nelle città e nelle strutture delle città, dei paesi, che permetta effettivamente, a partire dal contesto urbano, da come è organizzato la mobilità, da come sono usati gli spazi, da come sono favorite strutture per esempio di cultura, di confronto, di dialogo, anche di divertimento, insomma, cioè comunque di passatempo. Ecco, tutto questo appunto viene definito in termini più generali rigenerazione urbana, cioè una nuova vita delle aree urbane, sì, che è a mio avviso un punto importante su come sono organizzati anche i nostri spazi collettivi nel nostro territorio. Segretario, chiedo a lei, siamo arrivati alla missione numero 6, la salute, che quindi è sempre nella slide 4, possiamo farla rivedere, 18,5 miliardi di cui 14 agli enti locali. L'obiettivo complessivo qual è? Vedi, qui è la missione quella più importante per noi della categoria dei pensionati, in quanto si parla di salute. Su questa cosa noi siamo abbastanza arrabbiati, perché questa missione, che è per noi la più importante, è un po' stata considerata la Cenerentola, quella che ha meno risorse a disposizione. Proprio la salute. Esatto, basti pensare che il ministro Speranza neanche un anno fa diceva che per mettere a posto la sanità in Italia ci volevano 68 miliardi, quindi facciamo presto i conti e vediamo che siamo alla Cenerentola. Siamo arrabbiati anche perché siamo in ritardo, abbiamo perso quasi un anno e mezzo a causa di alcune forze politiche, poi tutte quante si sono allineate, che dal 1° giugno dello scorso anno ancora potevano richiedere i fondi del MES sanitario e non lo hanno fatto, anche se hanno tempo per chiederli fino alla fine del 2002, ma il risultato è che abbiamo perso tempo. E quindi queste qui sono cose che restano scritte. Poi dal punto di vista, venendo a noi, contrattuale, è la materia più importante, perché questa ci fa contrattare un po' a tutti i livelli locali, perché partiamo dalla regione, visto che è la regione che gestisce il sistema sanitario e che dà le risorse alle ULS, sia quelle sue dirette sia quelle che riceve dallo Stato. Dovremo poi quindi contrattare con le ULS rispetto a quello che fanno. Poi sappiamo che le ULS sono suddivise in distretti sociosanitari che devono fare i piani di zona, che lì dentro ci sono i sindaci dei comuni e come sindacato dobbiamo andare lì a contrattare i piani di zona, cosa viene previsto, cosa viene fatto, perché c'è tutta la sanità
territoriale da ricostruire, a partire dagli ospedali di comunità che non sono mai stati fatti. Esatto, in piccola parte, che sono quegli ospedali che sostanzialmente vanno a sostituire le vecchie lungodegenze, e poi giù a cascata per arrivare fino all'assistenza domiciliare, passando per le case di riposo, passando per i centri di riabilitazione, per i team medici di assistenza di base, che anche quelli dal 2012 che dovevano essere fatti siamo ancora a quote bassissime, anzi nel frattempo se ne stanno più disfando qualcuno di quelli che c'erano, che non costruendone di nuovi, perché queste fasce, queste fasi intermedie tra l'uscita dall'ospedale e con il discorso case di riposo, riabilitazione e medici di base riuniti in team sono degli anelli di congiunzione che a valle vanno verso l'assistenza domiciliare e a monte verso l'ospedale, aiutando a fare in modo che non si vada ad intasare i pronti soccorsi e gli ospedali praticamente. Guardi, bisogna dedicare un capitolo intero, un'intera puntata su questa cosa qua. Rapidamente, senatore, perché siamo proprio in chiusura, un commento sulla missione numero 6 e allocandola proprio rapidamente sul territorio regionale veneto, visto che lei ha anche la competenza. Prego. Beh, sicuramente le critiche fatte sono assolutamente, diciamo, giuste, però io mi concentrerei sul fatto di intanto usare bene le risorse che ci sono, perché stavolta ci sono risorse in più del Fondo Sanitario Nazionale, ma ci sono anche, questo è molto importante, obiettivi quantificati. Non so se, per esempio, degli ospedali di comunità viene fatto un numero, 381 ospedali di comunità in Italia, le province sono poco più di 100, quindi vuol dire almeno mediamente 3-4 per provincia. Noi siamo in province grandi, quindi riguarda anche noi. Si parla di case di comunità proprio per quel discorso di mettere insieme gli staff medici, gli staff di assistenza, eccetera, e qui siamo al triplo, al quadruplo, siamo 1288 previste nel nostro paese. Io dico, se ci facessero queste cose concretamente in tempi rapidi, usando le risorse a disposizione, già faremo un gran passo in avanti su quell'assistenza di prossimità che è quella che ci ha permesso anche di reggere rispetto al Covid, ma che ovviamente per reggere agli shock futuri deve essere molto 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 potenziata, al di là del grande lavoro fatto dagli assistenti, dagli infermieri, dai medici, da tutti coloro che erano impegnati. Poi anche qui torna il tema dell'innovazione. Dice chiaramente la missione una cosa importante: la casa è il primo luogo di cura, con meccanismi anche a distanza, non solo con la presenza necessaria nei momenti ovviamente più critici, e quindi con l'assistenza remota, la telemedicina, assistenza remota. Ecco, sembrano cose futuribili, ma se le viviamo nella concretezza di ogni giorno sono cose molto molto importanti, naturalmente assieme al fatto che le tecnologie per quanto riguarda la diagnosi, la cura, eccetera, devono essere continuamente rinnovate, perché l'innovazione in questi campi, come sappiamo, è molto forte. Quindi, mettendo insieme queste tre cose, c'è spazio davvero molto importante perché le confederazioni sindacali dei pensionati, i cittadini aggregati appunto all'interno delle proprie organizzazioni, abbiano un forte ruolo di stimolo e anche di vigilanza sul fatto che questi obiettivi, che ripeto sono molto importanti, vengano effettivamente, sia pur gradualmente naturalmente, ma effettivamente realizzati. Perfetto, io la ringrazio, speriamo di poter dedicare altro tempo anche a questo nelle prossime puntate future, perché ce n'è bisogno di parlare, soffermarsi e insistere anche su questi temi. Ringraziamo del suo intervento Giorgio Santini, Presidente Associazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile. Grazie di essere stato qui con noi in studio al segretario Sergio Furlanetto, segretario regionale dell'FNP del Veneto. Grazie della collaborazione all'FNP Pensionati della CISL. Grazie ancora, buon proseguimento.